Dei nostri ospiti. Tema di quest'oggi, io voglio sempre rimarcare l'accento sulla situazione che stiamo vivendo, lo ripeto spesso, sempre, molto di frequente, sempre più di frequente. Cercate di essere attivi, di essere partecipi, reattivi, non subite passivamente quello che ci sta accadendo, che sta accadendo a tutti quanti noi, perché altrimenti poi c'è poco da piangere sul latte versato, ognuno è responsabile della propria vita. Che cosa sta succedendo? Anche chi è dipendente pubblico, chi ha una pensione magari tranquilla e certa se ne deve rendere consapevolmente conto. Un paese che sta andando verso veramente l'autodistruzione e siamo tutti responsabili di questo dal momento in cui non facciamo nulla, accettiamo passivamente, protestiamo, ma poi le cose passeranno, in realtà non passa veramente niente. E quest'oggi, in questa sera in modo particolare, abbiamo delle persone che sono dei cittadini, alcuni hanno anche dei ruoli importanti e significativi, che hanno deciso di rimboccarsi le maniche, che hanno partecipato anche a precedenti trasmissioni, ma perché sono voluti venire, sono voluti alzare, scomodare la sera e dire qualcosa, dire la loro opinione, fare qualcosa per cercare di far cambiare il sistema, finché ancora è possibile, semmai è possibile, vedremo come e in che termini. Io come sempre vi invito a partecipare, vi invito a telefonare, a mandare i vostri messaggi, a scriverci, abbiamo apposta aperto una mail tv7convoi@triveneta.tv e quindi anche voi a scomodarvi in qualche modo e a cercare di costruire il vostro futuro. Se ormai avete una certa età e non ci pensate più, siete tranquilli, quindi non avete problemi, pensate al futuro dei vostri nipoti e dei vostri figli, che futuro obiettivamente qui in Italia non ce l'hanno, a meno che non siano figli di imprenditori molto molto benestanti o dipendenti di altolocati dirigenti di qualche amministrazione di alto livello. E vi presento subito i nostri interlocutori e partiremo da un'azione che si è svolta quest'oggi a Padova al Caffè Pedrocchi, molto significativa. Chiederei prima di far conoscere i nostri ospiti dalla regia di far vedere la locandina, così già anche iniziate a capire di che cosa si tratta. Ne abbiamo fatto anche un servizio nel TG, per cui chi ci ha seguito anche prima ha sentito le interviste. Primavera d'Italia, Union Liberi, Federliberi aderiscono, partite IVA, commercianti, artigiani, piccole imprese, ma diciamo cittadini tutti, famiglie. Per lo Stato italiano abbiamo solo doveri ma nessun diritto, è ora di far sentire anche la nostra voce. Prima serrata nazionale, 27 novembre, e vedremo di che cosa si tratta. Questa è appunto la locandina, che è un po' il simbolo di questa manifestazione che deve partire, che comunque ha già avuto un primo inizio. Allora, ben arrivati con noi, ben ritornato Vincenzo Lazzaro, Presidente Nazionale Union Liberi. Buonasera. Grazie di essere qui. A tutti i telespettatori. Diego Moscheni, Presidente della Primavera d'Italia, grazie anche a lei. Buonasera ai telespettatori, anche a lei. Antonio Costalunga, imprenditore che viene da Schio, giusto nel Vicentino. Esatto. È una persona che si è alzata, si è scomodata, è venuta, quindi è encomiabile. Ben arrivato anche Mauro Biolcati di Federcontribuenti, Buonasera Veneto, a tutti quanti, grazie. buonasera anche a lei. Ben ritornata Elisa Venturini, sindaco di Casalserugo in provincia di Padova, ci fa sempre piacere averla con noi. Grazie mille. Sindaco molto attivo, anche lei non è comoda a casa, ma si scomoda sempre. Raffaele San Marco, psicologo, grazie anche a lei. Buonasera a tutti. E poi abbiamo tra il pubblico il piacere di avere Marco Casellato, un giovane avvocato al centro, alla sua destra invece abbiamo Federica Ramunni, psicologa. Buonasera. E poi abbiamo l'associazione Le Querce Bianche, il presidente Fabio Moschetta, un'associazione che si occupa di aiutare la gente. E vedremo anche come, in che termini, dopo magari ci dice due parole e ci racconta che cosa fate. Allora, prima di partire vediamo come sempre la tragica situazione che si sta sempre più aggravando e quindi parliamo comunque di imprese perché quelle fanno il nostro territorio, seguiamo il contributo. Rispetto alle possibilità del signor Brambilla, medio imprenditore italiano, in Europa tutti, ma proprio tutti, ne hanno qualcuna in più. Non solo abbiamo le tasse più alte, ma anche pagarle è complicato. Questione di tempo, qui da noi fare il proprio dovere costa al signor Brambilla 23 giri di orologio, circa 11 giorni. Chiaro, c'è chi non paga, troppi non lo fanno, ma è un altro discorso adesso. Qui da noi si perdono tra un IRAP e l'altra 269 ore. Un'ora in più confrontandoci con la media mondiale, ma ben 90 in più rispetto alla media europea, quasi 4 giorni.
E così, per merito del rapporto della Banca Mondiale, scopriamo da oggi: lo spread del tempo non richiede interessi, ma si paga comunque. È una fetta di competitività che se ne va per il tempo che serve al signor Brambilla per versare le imposte sui redditi e sul lavoro e per pagare i contributi. Ci sono 187 adempimenti, uno ogni 2 giorni, imbuto in cui finisce di tutto. Siamo al 138° posto nella classifica planetaria del carico fiscale, classifica che si legge chiaramente al contrario. Viene in mente quando fece scalpore che uno come Attilio Befera, direttore delle entrate, ammettesse un carico fiscale che sfiora il 70%. Qualcuno sobbalzò sulla sedia: possibile? Sì, possibile. E oggi quella cifra è tra i punti fortissimi e durissimi del rapporto della Banca Mondiale. La pressione fiscale, sempre lei, sui profitti della ditta Brambilla incide per il 65,8%, è più quello che se ne va di quello che si prende. Ogni 3 euro, 2 vanno all'erario. In Francia si sta più leggeri, in Spagna anche, e in Germania, come al solito, ci si prende il meglio che l'Europa ti dà. 40 miliardi invece è un'altra cifra, spuntata sempre oggi. Da qui alla fine dell'anno è questo il bottino che il fisco incasserà. Per le società il prelievo sugli acconti è salito al 101%. Nemmeno il 100 basta più, e se non fosse chiaro è pure questo un primato planetario di cui il signor Brambilla farebbe volentieri a meno. Eh sì, io ho voluto partire con questo apporto perché secondo me la tassazione è uno degli elementi fondamentali di cui si parla peraltro tanto in questi giorni, visto che deve essere approvata questa benedetta legge di stabilità. Signor Costalunga, vedevo che lei metteva le mani tra i capelli, perché è vero, questa è la situazione. Ma sa che i dipendenti pubblici con cui ho raccontato sto fatto, che hanno seguito tempo fa la trasmissione, erano stravolti di questa percentuale, non ci credevano? Perché chi non ha un'impresa non si rende conto di questo. Non si possono neanche lontanamente rendere conto delle problematiche che abbiamo noi altri. Vivono in un altro mondo, assolutamente. Qua ogni mattina ci alziamo e non sappiamo se arriviamo alla sera, perché continuiamo a trovare gabelle nuove. Purtroppo la situazione sta diventando drammatica. Tante aziende hanno chiuso, tante altre si trovano in difficoltà, gente che non paga più, ti trovi in difficoltà a tua volta per pagare i tuoi fornitori. È un effetto domino che ormai siamo arrivati all'osso. Quindi non sono dati montati, sono dati veri questi del servizio. Bisogna toccarli, li tocchiamo con mano tutti quanti i sacrosanti giorni. Non allora, ci sono problemi. Moscheni, mi serviva perché tanti non ci credono, perché siccome ci hanno scritto detto che siamo esagerati, che siamo pessimisti, che vediamo solo il nero, eccetera. Allora voglio sentire che se una cosa sta succedendo. Quindi non si tratta di vedere nero. Il nero ce l'hanno già messo davanti e quindi dobbiamo soltanto gestirlo. Adesso dobbiamo capire se lo gestiamo d'accordo con lo Stato o se dobbiamo arrangiarci. Allora, se dobbiamo partire dal principio che siamo veneti e finora ci siamo sempre arrangiati, dobbiamo saperlo, dobbiamo sapere se lo Stato collabora veramente con i cittadini oppure no. È per questo che con la nostra organizzazione... Ma secondo voi collabora? Allora guardi, stiamo assistendo a un fenomeno che sta diventando veramente ormai raccapricciante. Vediamo Roma che lavora tutti i giorni e tutte le settimane e tutto l'anno su tutta una serie di argomenti che riguardano tutto l'apparato statale. Ormai si è creato un fossato che è diventato più largo del Mediterraneo tra lo Stato e i cittadini. Questo è successo. Si sono dimenticati che noi esistiamo. Si sono dimenticati che noi siamo quelli che tutti i mesi lavorano e che tutti i mesi portano i soldini all'erario. Questo è il grande dramma che sta accadendo in questo momento. C'è lo scollamento totale dalla parte giuridico-amministrativa e la parte che lavora nel Paese. È per questo che noi come Primavera d'Italia protestiamo e aderiamo a queste iniziative come la serrata di domani. È un primo forte segnale che vogliamo dare affinché una volta per tutte si capisca che non ce la facciamo veramente più. Bene, ora andiamo a Roma, facciamo vedere che non siamo polli da spennare, scrive un telespettatore. Allora spieghiamo cos'è questa serrata, perché alcuni pensano che sia una marcia su Roma. Non è una marcia su Roma perché non crediamo nelle marce su Roma, perché non servono praticamente a nulla, se non andare a farsi del male. Dobbiamo instaurare un dialogo che sia molto più vero. Ovvero partiamo dalla base. Abbiamo deciso come Primavera d'Italia di lavorare sulle famiglie e sul territorio, ovvero con i sindaci. Cominciamo a lavorare su questi contesti. In modo cosa vuol dire questa serrata? Spieghiamo chi ci ascolta. La serrata è: tiriamo giù la saracinesca per 4 ore nella giornata di domani. Non rispondiamo al telefono, non lavoriamo. Ci fermiamo. È un segnale.
Chi è che fermiamo. aderisce a questi? Quindi com'è che avete diffuso questa notizia? Abbiamo diffuso questa notizia attraverso le innumerevoli associazioni che già aderiscono alla Primavera d'Italia e attraverso le altre organizzazioni che sono qui presenti questa sera e poi parleranno loro, ma è fondamentale che abbiamo raggiunto le famiglie e abbiamo raggiunto i titolari di partita IVA, una volta per tutte. Cominciamo a dialogare davvero con il territorio. Sindaco, dialogare con il territorio, con i sindaci, secondo lei c'è qualcosa che si può fare? O vi sentite anche voi un po' impotenti? Perché... Beh, secondo me nel panorama istituzionale comunque i comuni si trovano in questo momento in difficoltà perché abbiamo comunque una burocrazia e una serie di regole che tendono ad ingessare la nostra azione. Quindi sto pensando adesso proprio agli imprenditori, alle ditte che lavorano per conto dei comuni. Noi facciamo veramente fatica a pagare qualora questi effettuino dei lavori per i comuni, proprio perché noi abbiamo i vincoli del patto di stabilità. Il fatto che non possiamo pagare, questo mette in difficoltà magari l'imprenditore che non ha liquidità e che non gli permette questo di pagare i contributi, e non pagando i contributi non può partecipare alle gare, magari per ulteriori appalti, perché deve essere in regola dal punto di vista contributivo. Quindi si generano anche questi circoli viziosi per cui a causare la situazione in cui si trovano adesso gli imprenditori magari sono proprio gli enti pubblici, proprio per questa impossibilità di pagare legata a regole che sono delle regole veramente capestro e che non permettono di agire. Di recente è venuto Alfano qui a Padova, che è ministro dell'Interno. Io sono intervenuta e l'ho detto molto chiaramente, sono occasioni in cui magari un amministratore dovrebbe essere magari anche conciliante nei confronti di un ministro. Invece ho approfittato di questa occasione per dire chiaramente come stiamo vivendo in questo momento, dove non c'è certezza. Noi siamo a fine anno e non abbiamo ancora l'importo preciso delle entrate dei nostri comuni. Non riusciamo ancora a fare a fine anno il bilancio di previsione 2013 che dovrebbe essere fatto all'inizio dell'anno. Sì, quindi ci troviamo in una situazione di incertezza, quindi pensate che follia riuscire ad amministrare senza avere delle regole e senza avere degli importi certi, quindi non potete investire delle su niente risorse. praticamente, quindi Sì, ci sono interventi da fare, lo sapete. noi abbiamo adesso a fine anno le spese certe, che sono tutte le spese maturate nel corso degli anni, perché i comuni naturalmente hanno le spese legate all'erogazione dei servizi, hanno le spese dei mutui delle opere pubbliche, hanno le spese dei dipendenti. I comuni non hanno rimborsi elettorali, macchine blu, spese di rappresentanza. Tutto questo non esiste perché il comune è un ente che eroga dei servizi e che è sul territorio. Quindi a fine anno noi ci troviamo con le spese ben precise, che sono quelle che sono maturate nel corso dell'anno, e non abbiamo l'idea delle entrate. Basti pensare all'IMU, cosa sta succedendo, basti pensare alla TARES, cosa sta succedendo, il sistema tributario che cambierà completamente l'anno prossimo e non sappiamo, quindi come facciamo noi ad impostare la nostra attività? Quindi capisco benissimo gli imprenditori il disagio che stanno vivendo e noi lo viviamo insieme a loro proprio per le condizioni in cui siamo. Allora io ho detto ad Alfano, scusi, visto l'incertezza che c'è di fondo nella nostra azione, visto il fatto che abbiamo il patto di stabilità, ma sarebbe ora di incominciare a mettere mano? Continuiamo a dirlo e non viene fatto niente. E cosa ha risposto? Ha risposto che vuole fare una delegazione con il presidente dell'ANCI Veneto e alcuni sindaci che vadano a Roma al Viminale e vadano a dire effettivamente com'è la situazione. Non che loro non la sappiano, lo sanno molto bene. Perché l'ANCI è al governo, attenzione. L'associazione, l'ANCI è l'Associazione Nazionale Comuni Italiani ed è il sindacato dei comuni. Tra l'altro io in questi anni ho sempre seguito l'attività dell'ANCI e devo dire che l'ANCI si è battuto per portare avanti le istanze dei comuni. No, ma c'è il presidente nazionale, no, che non è al governo adesso. Sì, ma il bello è proprio questo, che noi adesso abbiamo presidente dell'ANCI nazionale era il ministro Del Rio. Esatto. Quindi lui faceva con noi le nostre battaglie, dopodiché ce lo ritroviamo ministro insieme a Zanonato, perché anche Zanonato era vicepresidente nazionale dell'ANCI e ora ce lo troviamo ministro, che però a questo punto non si ricordano più le battaglie che avevamo fatto insieme. Infatti questa ci resta sconvolta, perché dico, ma se sono stati portati... Ma allora in più occasioni noi diciamo questo. Promoveatur ut admoveatur, come dicono i latini. Allora in più occasioni noi ci troviamo a dire, ma guardate che conoscete benissimo la nostra situazione, che è quella che abbiamo, per la quale abbiamo battagliato ormai da mesi e da anni, e vorremmo vedere qualche risultato, qualcosa che cambia. È famoso per rispondere che non sa mai nulla, perché è lo stesso del caso del dissidente kazako, che da ministro dell'interno sono venuti i servizi stranieri del Kazakistan, hanno preso una bambina e una madre e lui da ministro dell'interno non sapeva nulla. Al di là dei fatti di politica nazionale ed estera, quello che io dico, a me interessa il mio territorio e la mia gente. Certo, no. Quindi
continuiamo a protestare, continuiamo Ma gli a... avete dato un termine, cioè l'avete un po', cioè là hai cercato di incastrare in una responsabilità di dare una risposta a breve? Quello di certo, perché secondo me comunque la misura incomincia a essere veramente colma. Io non so fino a che punto possiamo continuare ad andare avanti in queste condizioni, perché diventa difficilissimo e ogni anno è sempre peggio. Io sono diventata sindaco nel 2008 e ho proprio visto di anno in anno la difficoltà nel riuscire ad esempio a chiudere il bilancio. Diventa sempre più difficoltoso e quindi io non so fino a che punto riusciremo a spingerci ancora nell'affrontare la situazione finanziaria dei nostri comuni. I cittadini, qui adesso abbiamo le rappresentanze degli imprenditori, cioè come vivono la situazione? Lei appunto tra l'altro ha stretto contatto con i concittadini nel suo comune, ma poi ha affrontato anche situazioni di grave emergenza che tanto se una volta non toccano il Veneto vanno a finire in Sardegna o da un'altra parte, tanto comunque si verificano costantemente nel nostro paese. Cosa percepisce? Che tipo di sensazione ha sentendo? Allora, per quanto riguarda, giusto perché adesso cita anche il caso della Sardegna e quindi la gestione dell'alluvione, io devo dire che abbiamo battagliato tantissimo, cioè ho fatto di quelle battaglie per riuscire a portare a casa risorse per il mio territorio, però alla fine ha pagato. Ecco perché io dico, bisogna battagliare. Bravissimo, questo volevo arrivare. Se si lotta, forse qualche cosa si bisogna però bisogna fare squadra. Ecco, noi abbiamo un grandissimo difetto come veneti anche, che non riusciamo a fare squadra. Cioè, mentre mi raccontano anche gli assistenti parlamentari che sono lì a Roma, a livello di regioni del sud Italia, riescono comunque a fare squadra e quindi quando c'è da portare a casa risorse trasversalmente, a prescindere dal partito, riescono, noi del nord, e soprattutto i veneti, tendono a agire in maniera isolata e questo è un grande male, quindi noi dobbiamo superare il nostro individualismo a tutti i livelli perché solo facendo squadra riusciremo ad avere dei risultati. Io l'ho visto ad esempio, ripeto, con l'alluvione, siamo riusciti a fare squadra perché ad un certo punto la situazione era talmente ingarbugliata sempre dal punto di vista burocratico perché quello è il nostro grande problema. Tra sindaci del Veneto colpiti dall'alluvione ci siamo uniti e abbiamo incominciato a battagliare e le risorse sono arrivate con molta difficoltà, ci siamo esposti in prima persona, abbiamo lavorato tanto. Però possiamo dire che dei risultati li abbiamo ottenuti. Io sono convinta che anche in questo caso la situazione è difficilissima, però noi dobbiamo continuare a battagliare, a fare squadra a tutti i livelli, con le associazioni, con gli imprenditori, con i comuni, perché questa è l'unica strada. Grazie Sindaco, perché infatti, questo è l'obiettivo primario che abbiamo come Primavera d'Italia e come organizzazioni di imprenditori e di famiglie che sono presenti questa sera. Questo è l'obiettivo primario che abbiamo, fare squadra, lavorare la gente, quindi le famiglie, lavorare di concerto con le associazioni e con i sindaci, perché abbiamo capito che l'unico modo per far uscire il nostro paese da questa melma è esclusivamente unirci con i sindaci, cioè lavorare sul territorio dove viviamo, tutti insieme. È l'unico modo per uscire vittoriosi da una battaglia, che non sarà sicuramente facile, perché non lo è, però dobbiamo pulire il territorio in modo tale che poi quando manderemo a Roma delle persone a governarci saranno persone pulite. Il discorso è molto semplice. Allora, è una vita io che continuo a parlare di fare squadra. Purtroppo noi altri piccoli imprenditori diciamo sempre a casa mia comando me. È l'errore più grande che possiamo fare. Ma questo è tipico dell'imprenditore veneto in modo particolare. Sì, Veneto, parlo nella zona mia, per cui a un certo momento io parlo di quelle cose che tocco con mano. È verissimo, nessuno ha ancora capito che ci stiamo autodistruggendo da soli. E quello è tragico della nostra pecca grossissima. Chiedo adesso l'intervento, dopo sentire anche le associazioni, Federcontribuenti della situazione, comunque ci sono tutte le associazioni dei consumatori che hanno un ruolo in Europa importantissimo, molto molto forte, determinante. Qui in Italia, nel nostro nord-est, non riescono a prendere piede, ad avere un ruolo diverso, più forte, strategico. Che cos'è che manca? Perché di fatto veramente in Europa, in certi paesi del nord Europa in modo particolare, muovono le cose, per dire le cose generiche. So che è una domandona, però tanti si chiedono anche questo. Non è che qualcuno divide per poter governare meglio? Allora facciamoci questa domanda, la facciamo all'incontrario. Il problema è che Federcontribuenti sta lavorando per unire. Oggi c'è stato un incontro con altre realtà, perché però tutti pensano di avere la verità in tasca, nessuno ha la verità in tasca, nessuno ha le soluzioni magiche, perché non esistono soluzioni magiche.
Però voglio fare capire una cosa. 60 miliardi di euro che vengono sprecati ogni anno nella corruzione, tutti si sono dimenticati di parlarne. Qualche miliardo di euro nel peculato delle regioni, sì, fa notizia, però avremmo evitato l'IMU e un aumento di punto dell'IVA. Il fatto di unire le persone, o entrano nel meccanismo degli ideali del Paese, dove il Paese è un'unica entità e siamo noi popolo che facciamo questa entità, perché se aspettiamo da Roma o se aspettiamo dalle associazioni, perché vediamo i sindacati sono disuniti, tutte le altre associazioni di categoria fanno i loro interessi, i sindacati fanno i loro interessi, tutti fanno i loro interessi. Cioè noi non prendiamo sovvenzioni da nessuno, perché le associazioni dei consumatori in Italia sono sovvenzionate dallo Stato. Noi non siamo sovvenzionati da nessuno. Allora pensiamoci, lo so anche voi, allora è questo, pensiamoci sopra questo. La stampa cosa fa? La stampa cerca lo scandalo, non cerca... Perché dico quello che fa clamore, insomma. La stampa non cerca invece di essere veramente il cane rabbioso che controlla i poteri forti. La stampa no, la stampa si è adeguata ai poteri forti. E lei prova a immaginarsi cosa vuol dire unire delle persone. Il sindaco potrà unire una parte delle persone del suo paese. No, ma è difficilissimo, lo so, infatti questo è difficile, è che tanti cittadini si auspicano invece possa avvenire qualcosa. Devo dare ancora la parola a Vincenzo Lazzaro, ma anche al nostro psicologo, sono anche curiosa di sentirlo perché sono fenomeni sociali, sociologici molto particolari e interessanti, perché si ricollegano al fatto di essere uniti, superare degli individualismi spinti che purtroppo esistono e sono devastanti anche per le aziende stesse, attenzione. Andiamo subito in pubblicità, pochi secondi, poi ritorniamo insieme.